Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. È un venerdì, anche questo molto difficile, continuiamo a parlare di coronavirus e ci chiediamo che cosa dobbiamo aspettarci perché questa doveva essere una settimana decisiva, probabilmente sarà la prossima e chissà poi quanto si allungherà questa questione. Se volete telefonare, oggi abbiamo in studio poi anche degli esperti, potete quindi porre anche dei quesiti che magari vi mettano un po' più la coscienza in tranquillità. Ho il piacere di avere in studio con noi il nostro direttore Luigi Baciali, direttore Media Nord-Est. Benvenuto direttore. Ciao, grazie molte Daniela, grazie. E anche abbiamo lavorato tanti, cioè nel senso tutti i giornalisti, perché medici da una parte e l'informazione dall'altra. E poi piacere di avere in studio con noi, ben ritrovato, con il Cristiano Salata, virologo del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova. Buongiorno. Io credo che adesso la professione più ambita sarà il virologo dei bambini, perché ormai siete dappertutto. Poi le piacere di avere in studio con noi il dottor Domenico Crisara, segretario della FIMIG di Padova. Benvenuto. Buongiorno. Che diceva che ha appena terminato ambulatorio. Sì. Vedi. E allora, direttore Bacialli, siamo in un momento storico che non si è mai visto. Ieri ha parlato il Presidente della Repubblica ed era dalla caduta delle Torri Gemelle che non vedevamo un intervento così a reti unificate. Da un lato si è accusato anche il fatto di aver fatto un certo tipo di comunicazione, di aver incentivato forse la paura nella gente, dall'altro invece c'è chi dice no, vogliamo essere informati, perché altrimenti cosa succede? La gente va in qualunque sito internet, ascolta qualunque sirena e poi qual è il problema? Che fa anche disinformazione, perché siamo tutti il giornalismo cittadino, è questo il problema. Ma sai Daniela, c'è informazione secondo me, un conto è quella dei social che davvero stanno devastando proprio il nostro settore, nel senso quello della comunicazione, no? Perché spesso vengono gabellate per avere delle notizie che sono delle autentiche bufale, dei video che sono davvero inqualificabili, insomma c'è un modo di fare comunicazione che sappiamo qual è. Poi c'è l'informazione asettica, seria, documentata, non urlata, che fornisce i dati, che racconta quello che sta accadendo in maniera molto, io penso, obiettiva, come abbiamo fatto noi con le nostre reti, come fai tu, insomma, dando conto di quello che succede. Quella è un'informazione, io credo che sia un servizio pubblico in sostanza. Senta direttore, lei voglio chiedere una cosa, io ho sempre avuto grande rispetto poi delle televisioni internazionali, però questa volta la CNN davvero l'ha fatta fuori dal vaso, cioè com'è possibile che un canale così importante di riferimento abbia imputato all'Italia con tutte queste freccette che dall'Italia, il nostro paese, con una bella mappa del mondo se ne andavano in Cina, in Iran, dappertutto. Io dico la mia, ieri mattina ho mandato 7 email molto piccate alla CNN. Beh sì, sai, lì... Cioè questa è informazione, cioè gli americani che accendono la CNN e vedono una cosa del genere. No, certo, c'è sicuramente qualcuno che dolosamente cerca di rappresentare il nostro paese come l'unico grande focolaio di tutto il mondo. Infatti ci sono queste frecce rosse, modello rotta aerea, no? Sì. Che portano dall'Italia, in particolare dalla Lombardia e dal Veneto, in tutti i paesi circostanti. E questo è un danno enorme, tanto è vero che poi se andiamo al Marco Polo o al Canova o al Catullo, esatto, sono giornate in cui c'è la sala arrivi deserta, la sala partenze deserta e il personale che viene messo in ferie perché il personale a terra perché non c'è lavoro. E allora 049 4906 054, prendo la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Chiara. Prego, buongiorno Chiara. Senta, io volevo fare una domanda al virologo. Prego. Volevo capire se è vero che il virus perde di potenzialità, cioè di capacità di inquinare le persone, di infettare, scusi, le persone,
da soggetto a soggetto. E se è vero che quando un virus è così aggressivo e arriva a portare alla morte, voglio dire, una persona, proprio perché è così aggressivo viene a meno e quindi il passaggio degli altri è di pari passo inferiore come viralità, come capacità infettiva e come diciamo capacità di uccidere delle altre persone. Quindi lei si sta chiedendo il passaggio del virus da persona a un'altra, quindi il contagio perché cambia, perché muta a seconda della persona, giusto? Questo ci sta chiedendo? Sì, ma no, sostanzialmente perde di capacità, anche di potenzialità, perché appunto passando da un soggetto all'altro diciamo, se si depotenzia, insomma è il principio di quando tu fai una copia da una fotocopia e quindi dice si smarrirà prima o poi questo virus. Grazie per la telefonata. Allora questa è una domanda molto interessante. Esatto. Beh, qua abbiamo 2 medici, 2 esperti, 2 scienziati, parola virologo. È vero che viene questo effetto fotocopia, cioè io ho l'originale, più il virus passa, più si depotenzia o muta. Allora, il termine corretto è che il virus, man mano che si espande nella popolazione, tenderà ad acquisire delle mutazioni, che sono degli eventi spontanei. Tra tutte le possibili mutazioni che si formano, vengono favorite quelle che consentono la diffusione del virus, che ne aumentano, si dice, l'efficienza di fitness, di replicazione e di diffusione. Di norma, comunque, da un punto di vista selettivo, viene favorito un virus che si diffonde bene, ma che non uccide il suo ospite, perché altrimenti sarebbe controproducente. Molte delle malattie che sono attualmente presenti nell'essere umano hanno visto una lunga evoluzione, dove il patogeno si è adattato all'uomo per far sì che l'uomo sia fondamentalmente la fattoria dove può diffondersi e crescere, ma senza sterminarlo. Il problema spesso si ha quando un nuovo patogeno arriva all'uomo, perché non c'è un reciproco adattamento. Il coronavirus è un nuovo patogeno, esatto. Quindi è uno schianto tra 2 entità. Esatto, è il cosiddetto il salto di specie che porta a un nuovo patogeno, e ogni patogeno che arriva è caratterizzato da una sua patogenicità, da una sua virulenza, dalla sua cattiveria, diciamo, però nel tempo tende ad evolversi. Ma qual è il tempo? Perché magari chi è a casa dice ok, tu mi stai raccontando questa storia, però... In genere sono tempi relativamente tipo lunghi. Come le aree geologiche, cioè le chiedo... Oppure, non come aree geologiche, però voglio dire, probabilmente in decenni, perché alla fine per avere un abbattimento... È venerdì, siamo quasi tutti in casa, qui come in decenni, virologo, ci dà qualche un po' di respiro, senza droplet. No, c'è da tenere presente una cosa, che questo virus ora si sta diffondendo così velocemente perché trova una popolazione che da un punto di vista immunologico è vergine. Quindi nel momento in cui questo virus dovesse rimanere nella popolazione umana, tutti i soggetti in teoria che hanno avuto l'infezione, poi lo studieremo quando avremo i mezzi appropriati, dovrebbero diventare più o meno resistenti e ridurre l'efficienza di diffusione del virus. Allora, noi poi continuiamo, abbiamo un'altra telefonata, perché poi c'è il problema che le notizie che aggiungono è quelli che si rinfettano. Ci sono 13 persone che si sono rinfettate, e qual è il problema? Che se te lo ripigli, secondo quello che ci raccontano, perché poi la verità la stiamo scoprendo noi in Europa, perché la Cina chissà cosa ci ha raccontato, e vedremo un po' il tutto. E queste 13 persone erano già state ammalate e se lo sono ripreso, forse era latente, non si capisce. Prendiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Se ci fa la domanda... Sai che la sentiamo male? Bottega Silvano da Vittorio Veneto. Ecco, ci dica la domanda, ci ponga il quesito. Allora, la domanda entravo in un negozio a Vittorio Veneto e c'era questo informatore scientifico che parlava con la signora di questo negozio, che gli diceva che a Milano lei sta fornendo dei vaccini da mettere le gocce sotto il limbo per evitare il coronavirus. Mamma mia. Volevo sapere se è una cosa vera o falsa. Ma io dico che dobbiamo chiamare la polizia. No, scherzo, però... Sono come quelli che vendono il kit anti-coronavirus davanti al caffoncello. Allora, no? Ecco, direttore, facciamo informazione. Attenzione, attenzione. Allora, siccome questa cosa secondo me ha fatto saltare sulla sedia il segretario, il nostro medico Crisara, cioè le gocce da mettere sotto, stiamo parlando di omeopatia, da quello che capisco. Attenzione, dottore, lei che è sul pezzo. Allora, stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di una truffa, stiamo parlando di gente che si approfitta delle paure delle persone,
per cui si autodefiniscono per quello che fanno. È un ritorno al Medioevo in cui si davano gli amuleti, pezzi di cose. E questo gioca anche purtroppo sulla poca conoscenza delle persone. Io mi permetto di aggiungere solo una cosa: ogni problema deve essere messo nel suo contesto, e qua diciamo che stiamo andando anche fuori contesto. Continuo a ripetere a tutti quanti che la 6ª settimana del 2020 di influenza stagionale, cioè di quella che viene tutti gli anni, con cui vacciniamo gli anziani, sono morte 213 persone al giorno di media. Quindi bisogna, come dire, contestualizzare, mi dica se sto dicendo una cosa inesatta, il problema. Il problema grosso di questa storia non è la pericolosità, ce l'ha detto il virologo. Il problema grosso è l'impatto che questa infezione, che si espande velocemente, ha sulle persone fisicamente deboli, che rischiano, che non sono protette dai vaccini, dal vaccino, e rischiano di far saltare il sistema sanitario nazionale. Perché il problema più grosso è che né infarti, né ictus, né incidenti stradali sono andati in ferie dicendo mo lavoro il coronavirus. Quindi lei sta dicendo che il problema sono i posti letto nelle rianimazioni, perché sappiamo che ne abbiamo 5.027 più quasi 5.000 messi a disposizione dall'apparato militare, cioè dagli ospedali militari. Il problema più grosso è quello. Perché non puoi mettere i contagiati con chi ha avuto l'ictus, chi ha in stroke. No, ma no, proprio vengono fisicamente occupate le terapie intensive. Cioè non ci sono i posti, quindi tutte queste stupidaggini di farmaci, niente. Non c'è vaccino. No, non c'è vaccino, adesso anche qua chiedo supporto, perché un vaccino fatto velocemente, fatto bene, ci vuole un anno e mezzo per avere una roba del genere. Ovviamente non ci sono medicine, moltissimi, per quello che ci si vaccina per l'influenza stagionale, no? Non si vaccina per l'influenza stagionale perché non ci sono degli antibiotici, passatemi il termine anche se è inappropriato. Sul mondo dei virus, abbiamo qui un esperto, da poco si comincia a fare, cioè, io magari non ho la mia conoscenza, ma nella mia pratica quotidiana il fuoco di Sant'Antonio curiamo con le pillole, il resto lo curiamo con vaccini. Okay. Io allora ho anche i tempi tecnici, ho tante domande, abbiamo una telefonata, chiedo chi è a casa di porre quesiti secchi e rapidi, perché così poi possiamo dare spazio a tutti quanti. Pronto, buongiorno. Fabio della provincia di Trento. Buongiorno Fabio da Trento. Ecco, no, il fatto che si trovino i pazienti reinfettati, cioè ripositivi, un altro mistero gaudioso, no, di questo, perché fino adesso dimostrata c'è solo questa sequenza di RNA presente, a volte sparisce, poi ritorna dentro sia in pazienti asintomatici che sintomatici. Allora io ho letto le dichiarazioni della direttrice dello Spallanzani, dichiarazioni nelle quali affermava che è stato molto difficile isolare il virus e raccontava di quanto erano bravi ad averlo fatto moltiplicare nelle colture. Allora io mi chiedo, loro avevano 2 pazienti malati, sintomatici, cioè in teoria 2 malati di coronavirus che dovevano avere i polmoni invasi da queste particelle virali che si moltiplicavano. Cioè, adesso per isolare un virus ci sono delle metodologie standard, è come prendere come il braccio meccanico che scuote gli olivi per scuotere le olive. Ma no? Scusi, arrivando al concreto, la sua domanda, scusi signor Dario. La domanda è diretta al virologo. Eccolo qui. Perché quello che hanno fatto lo Spallanzani non è stato isolare un virus, perché isolare un virus, prima si isola il virus, poi si estrae la sequenza genetica e la si sequenzia. Lì dichiarazioni della dottoressa sono partiti dalla sequenza genetica pubblicata dai cinesi, perché i cinesi hanno pubblicato solo quello,
e in provetta, armeggiando con questa sequenza genetica, hanno avuto l'effetto coronavirus in provetta. Di fatto non un virus isolato, ma un prodotto di laboratorio. Cioè, vogliamo cominciare a farle emergere queste contraddizioni? No. Vabbè, allora, signor Dario da Trento, le faccio dare una risposta, non è che stanno lì a fare l'allegro chirurgo o il piccolo chimico, attenzione, stiamo parlando di professionisti seri e non possiamo dare informazioni sbagliate. 049 4906 054, le faccio rispondere dopo la pubblicità, c'è anche chi si preoccupa del coronavirus sugli alimenti. Allora, torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati con la nostra diretta 049 4906 054. Allora, poi adesso diamo una risposta che merita, perché stanno girando troppe informazioni, anzi troppa disinformazione. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. Anche i telespettatori, sono Paola. Prego Paola. Volevo fare una riflessione. Per fortuna sembra che questo coronavirus non sia mortale, molto trasmissibile, ma poco mortale. Però io volevo fare una riflessione un po' più ampia. Niente che se noi invece di uccidere miliardi di animali, perché tutto sommato il virus è un animale, avessimo un po' più di rispetto per noi stessi, in primis con determinati accorgimenti di igiene, e anche per gli animali, niente che forse le cose non sarebbero andate in questo modo, perché per fortuna, il dottore potrà confermare, non è così mortale, però il costo economico sarà abbastanza disastroso. Allora, signora Paola, porti pazienza, abbiamo capito, oggi siamo un po' più veloci perché abbiamo tante telefonate. Grazie. Allora, grazie signora Paola. Allora, se noi avessimo anche un po' più di rispetto per gli animali, allora io vengo a baciarli e poi vengo da voi due, i nostri medici. Sì, forse sei cinese, non voglio entrare in nessuna polemica, ma invece di arraffare, mangiare tutto quello che trovano, il povero pangolino, che è un animale che è in via di estinzione, mangiassero i pipistrelli piuttosto che fritti, no, come del resto noi abbiamo mangiato negli anni le rane, le lumache, eccetera, ognuno ha le sue tradizioni, per carità. Però magari un po' più di rispetto, perché noi vediamo proprio gli animali, cani e gatti, scuoiati e mangiati, eccetera, eccetera. Lo fanno, la loro tradizione, la loro cultura, non spetta a noi giudicare. Ma certo, insomma, per noi mangiare cani e gatti è qualcosa di così, sconcertante, inaccettabile, quindi io tra l'altro sono perché gli animali vengano difesi e che non ci siano stragi. Parlo anche di mammiferi, come vediamo cosa succede in Norvegia e in Giappone con i cetacei, insomma sono dei massacri di bestie meravigliose che vengono sterminate, per cui potremmo parlare per ore su questo. Ma io volevo invece dire, rispetto alla situazione di questi giorni e di queste ore, un altro problema che si sta aggravando è quello dei medici in quarantena. Cioè qui siamo in una situazione in cui per un caso riscontrato in un nosocomio, in un reparto, come è successo a Schiavonia per esempio, no? 60 persone tra medici e infermieri sono state allontanate. O alle Molinette. O in pediatria Quindi, a Padova. O in pediatria, e siamo di fronte a casi di asintomatici, cioè gran parte di queste persone contagiate sono a casa, non hanno grossi problemi. I problemi, come diceva il dottore, sono quelli di persone debilitate, che hanno un quadro clinico complicato, che sono immunodepressi, oncologici, insomma. Però per esempio noi ha fatto specie quel ragazzo Mattia di 38 anni, il paziente considerato 1 direttore perché era sano, aveva in una settimana, pensate, questo ragazzo aveva visto 630 persone, questi sono i dati che hanno risalito, no? Era sano, stava bene, si dice no ma faceva troppa ginnastica, allora aveva le difese immunitarie abbassate. Sì, ma voglio dire, è l'eccezione che conferma la regola, voglio dire, noi qui in Veneto ci sono 5 milioni di persone, siamo adesso a 500 contagiati, mi pare ormai a 12 decessi di persone che hanno tutte più di 70 anni, che avevano complicanze. Voglio dire, adesso noi dobbiamo veramente, se dobbiamo parlare di informazione, cercare di fare e di dire quello che è stato ribadito anche ieri sera dal Capo dello Stato, cioè è una situazione da tenere sotto controllo, contenerla al massimo, fare in modo che
virus non si diffonda, ma qui rischiamo di contare molti più morti per una crisi del sistema economico che è spaventosa. Cioè qui le imprese chiudono, i negozi chiudono, gli artigiani sono in crisi, i negozianti, nelle imprese si mettono in cassa integrazione le persone, qui salta tutto e per questa situazione che attualmente non è catastrofica, cioè dobbiamo darci un po' una calmata. Quindi Noi, teniamo il polso della soprattutto situazione sull'informazione. calma. Allora, noi infatti oggi cerchiamo di fare chiarezza. Prendo la telefonata, quesito rapido e secco, e poi facciamo rispondere i nostri esperti. Pronto, buongiorno. Prego, pronto? C'è questa telefonata? Pronto? Vediamo se la regia mi dicono, i colleghi qualcosa. Pronto? No, vabbè, la prendiamo dopo. Allora, Salata, volevo... Esatto. Allora, Salata, la risposta intanto merita una risposta quel signore da Trento che ha detto che, insomma, se lo sono creati in laboratorio. Sostanzialmente, allora, perché già ce l'avevano queste due persone. Allora, rapido anche questo, perché le domande sono tante. Al giorno d'oggi esistono delle tecniche molecolari non usate di routine che ci consentono di determinare la presenza di un genoma virale in un determinato campione, ed è quello che hanno fatto i cinesi nella fase iniziale dello scoppio del focolaio che hanno avuto a Wuhan. 2 giorni dopo, pochi giorni dopo che hanno visto che era un coronavirus, hanno fatto l'isolamento del virus in coltura cellulare. L'isolamento è vero che si può fare, ma non è una tecnica così banale, bisogna avere un'esperienza di un certo tipo, non la fanno tutti quanti. Però Wuhan aveva un centro, no? Ma loro hanno. La Cina negli ultimi anni sta investendo molto sulla ricerca, è un paese che è estremamente attrattivo da un punto di vista di finanziamenti per la ricerca. Si sta un po' invertendo, una volta si andava in America, tra un po' conveniva andare in Cina per la ricerca. E quindi avevano e hanno tutte le tecnologie, hanno isolato il virus, hanno reso le informazioni disponibili a tutti. Dalla conoscenza di questo genoma è possibile sviluppare dei test molecolari per rilevare pezzettini della presenza del genoma virale, che è quello che si fa per fare diagnosi adesso. Pensare di fare l'isolamento su tutti o su un gran numero di pazienti è improponibile, innanzitutto perché è un lavoro non facile che richiede esperienza, non lo fanno tutti. Secondo, un virus di questo tipo deve essere isolato e coltivato in laboratori di biocontenimento di classe 3 che non hanno tutte le istituzioni. A Wuhan c'era? Sì, hanno anche, ce l'hanno, certo, hanno anche il 4, eccetera, hanno una struttura molto sviluppata. Noi a Padova ce l'abbiamo, al Sacco c'è anche a Roma, alcuni altri laboratori in Italia ce l'hanno per diagnostico e ricerca, ma non sono così numerosi e non tutti hanno l'expertise per isolare questi virus. Quindi la risposta è: non è che stavano là a giocare, a fare la maglia, esatto. Non me le vedo a fare le dottoresse la maglia, aspettare, si sta sviluppando, Comunque, no, ci guarda, vuole conoscenza. Queste teorie complottiste, no? Che è stata l'America per, dal 2015 è partita, per demolire la andata. Cina, hanno fatto il laboratorio, insomma qui siamo a livello di scie chimiche, di terapiatisti, di Novax, insomma ragazzi, cioè, qui o diamo la fiducia che meritano gli studiosi, i ricercatori che sanno di cosa si parla, oppure veramente siamo al delirio più totale. Allora, senta, una battuta prima di prendere l'altra telefonata e poi passiamo al segretario, al dottor Crisara. Senta, Salata, il cibo si contamina e chi lavora il cibo deve indossare le mascherine di norma, chi lavora il cibo e modifica il cibo, no, nella filiera indossa mascherine, anche no, quelle cuffiette. Sì. Dal cibo ci si può ammalare o da chi l'ha maneggiato? Allora, diciamo che la trasmissione attraverso gli alimenti nel nostro contesto non è da considerare, perché le norme igieniche che ci sono estremamente sicure. Poi tutte le manipolazioni che si fanno a livello di alimento sono sicure fondamentalmente, cioè io non mi preoccuperei degli alimenti. La cosa di cui mi preoccupo di più quando vado in giro, perché continuo ad andare in giro a fare tutte le mie attività che facevo prima, è stare attento ad adottare le norme di separazione, di igiene, che sono quelle fondamentali. Ma lei va in giro con i guanti, scusi? No, non uso guanti, non uso mascherine, mi lavo le mani quando cambio gli ambienti. Sta attento a non toccarsi le mucose. Cerco di mantenere le distanze tra le persone, quello che viene raccomandato. Cioè l'alimento, come ho sentito dalla radio, che hanno mandato indietro le bottiglie di grana, il grana, è assurdo. È assurdo. Cioè è totalmente illogico questo comportamento. Allora io prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Maria D'Alberto. Prego, Maria. Io sono
affetta da leucemia linfatica cronica, seguita con ottimi risultati dall'ematologia di Treviso. Tutti i miei valori sono rientrati, non ho avuto nessun raffreddore, niente. Io mi sento molto in forza, volevo sapere che cosa rischio e se quando vado, come per esempio stamattina a prendermi il latte qualcosa, devo indossare la mascherina. Le faccio dare la risposta, signora. Ho 76 anni, ho 76 anni. E intanto complimenti, grazie per averci chiamato e sempre forza, perché insomma, sconfiggere una malattia a qualunque età insomma, ci dà sempre più energia, più forza, poi per dare anche un esempio agli altri di come reagire e combattere. Dottor Crisara, ha sentito questa signora? Se fosse una sua paziente, che cosa le direbbe? Di fare la sua vita normale. L'uso delle mascherine è un'altra roba che bisogna sfatare, perché la mascherina non protegge dall'esterno verso l'interno, serve soprattutto per proteggere gli altri se si è portatori di un qualcosa. Quindi questa follia di bardarsi sarebbe... Io ho visto di tutto e di più in questi giorni. Cioè da lei come devono venire? Perché io sono andata dal medico di base, lui mi ha scritto un'email con scritto venga con la mascherina, e uno alla volta. Allora, dipende da quello che uno mi dice di avere. Sicuramente la cosa è di avere un contatto prima, cioè chiamare il medico. Il medico ti chiede delle cose, decide quello di cui hai bisogno e eventualmente ti dice vieni in studio alla tale ora, perché l'idea è quella di tenere meno persone dentro le sale d'attesa per il minor tempo possibile. Però mi dice se uno viene per un mal di schiena che gli metto a fare la mascherina, cioè se uno viene per un mal di schiena verrà per un mal di schiena, il problema è che il suo tempo di attesa dentro lo studio deve essere il più ridotto, perché potrebbe esserci qualcuno che invece ha la tosse, a cui bisogna consegnare immediatamente la mascherina, in modo che non ci sia il flu, il droplet, che non ci sia questa cosa, e anche in questo fare, come dire, mantenerlo il minor tempo possibile. Nella mia medicina di gruppo, non più tardi di martedì, si è presentato un signore che poi volontariamente, senza avvisare nessuno, che poi era positivo, e abbiamo uno dei colleghi che è in quarantena. Per tornare avete capito cosa sta dicendo il dottore? Il dottore ha un collega in quarantena perché uno si è presentato senza avvisare, senza chiamare, lo stanno dicendo tutti, se avete dei sintomi, chiamate i numeri preposti, chiamate il medico di medicina generale, il famoso medico di famiglia, il medico di base, come volete, e ditegli come state e lui vi indirizzerà subito. Vi dirà subito le cose da fare. Tra l'altro ci sono dei protocolli che sono stati concordati anche con la regione ma anche a livello nazionale, in cui c'è un triage telefonico che con buona approssimazione, data anche dalla conoscenza delle persone che noi abbiamo, ti dicono se orientarti verso una possibile infezione da coronavirus oppure se è un fatto. Insomma, banalmente chi soffre di bronchite cronica ostruttiva, che è insomma o di asma a questo tempo, è più facile che abbia una riacutizzazione di quella patologia che non abbia preso il coronavirus. Però insomma avete capito quante cose si sbagliano. Tra l'altro poi ci sono pochissimi medici, cioè nel senso stanno andando in pensione, c'è un turnover ma al di là di pensione, già uno che mi va in quarantena. Lei deve tener conto che una delle più grosse criticità che ci sono state a Vo durante la quarantena era che tutti i 3 medici erano in quarantena, di cui tra l'altro uno si è pure ammalato, e di corsa si sono dovuti trovare altri 3 medici che coprissero le altre necessità. Cioè ogni volta che un medico di famiglia si ammala rimangono scoperti mediamente in questa regione 1300 pazienti di media. Quindi il paese aveva il problema che lunedì mattina
Chi aveva il famoso mal di schiena, chi aveva il famoso mal d'orecchie, chi aveva la congiuntivite, non avrebbe trovato un medico. Allora, avete capito qual è il problema? Adesso io vado in pubblicità, vi voglio soltanto ricordare che ogni anno 1500 medici se ne vanno dall'Italia e che per formare un medico ci costa circa 250.000 euro all'anno. Allora, dove li stiamo andando questi dottori? Adesso che siamo in emergenza ci ricordiamo che abbiamo eliminato negli ultimi 10 anni 70.000 posti letto e abbiamo tagliato le risorse. 049 4906 054, se avete delle domande, anche quelle che sembrano le più sciocche, è meglio che escano qua, che abbiamo due esperti che vi rispondano, piuttosto che vi rimanga un dubbio o un tarlo e che andiate a vedere su internet e lì trovate di tutto e di più. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Noi ci stavamo anche un po' rilassando durante la pubblicità, diciamocela tutta, perché possiamo stare tutto il tempo stressati. Pensate, io ho un bambino di 4 anni e mezzo che mi ha chiesto quando finisce il film che io guardavo sul coronavirus, cioè, quindi pensate, poveri bambini. Allora, io prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno Giusy, buongiorno Giusy, ci dica tutto, ci faccia il quesito. Allora, ci vorrebbero specialmente in tutte le reti nazionali e private, insomma come voi, la distanza di 1,5 metri, ma come dice il dottor Zaia, vedo che non rispettiamo la distanza. No, io sono da sola, sono dietro come seduta su un trespolo, come capito canarino, sto dietro. Ma la distanza fra gli ospiti, no. Non siamo di fronte. I suoi ospiti alla sua destra sono vicini. Sì. Ma non siamo di fronte. Va bene, andiamo avanti. Dice sempre il dottor Zaia che dobbiamo rispettare. Allora, mi dispiace che la Cina si sia offesa perché il dottor Zaia ha detto queste cose, ma siccome che guardiamo sempre in internet, che vediamo che ammazzano questi cani centinaia di gabbie messe in fila, con questi cani ammassati, scuoiati fra cani e gatti, appesi ai mercati senza nessuna visita di qualche veterinario, perché non credo che stiano lì a chiamare il veterinario. E allora se la sono voluta anche loro, inutile ma che si arrabbino, perché dopo il virus corre velocemente, avete visto in quanto tempo è arrivato qua, e poi qua, ma cosa facciamo? Dobbiamo chiedere a loro di darci i soldi per tutto quello che stiamo pagando noi. Il risarcimento, chiediamo il risarcimento alla Cina, visto che, come dicono, è arrivato dalla Cina. Ok, signora Giusy, io porti pazienza. Bene. Scusi. Ho poco tempo. E come all'ospedale, che al bar erano fissi come le formiche, mi hanno detto chi è andato. Medici e tutto. E allora, ma cosa rispettiamo? Un cavolo secco. Vi ringrazio. Grazie signora Giusy. Allora, è chiaro che le persone, Bacialli, direttore, ce l'hanno questa sensibilità, forse perché siamo in Europa, ormai siamo anche andati oltre, no? Perché col cane lo vestiamo, gli mettiamo le scarpette, noi abbiamo anche forse esagerato, però è chiaro che abbiamo negli occhi questi animali scoiati, tagliati, eccetera, mangiati, e quindi questa cosa ci fa specie. La signora dice, attenzione, che tutto questo mancanza di controllo, perché noi abbiamo il veterinario dell'uso che ti va a fare il controllo, no? Tutta quella sanità invisibile che regge davvero il sistema sanitario italiano nella sicurezza nella filiera alimentare e non solo, e quelli non ce l'hanno forse, no? E dice magari da lì e poi i soldi chi ce li ridà di tutto questo scatafascio che sta capitando? Ma infatti poi grandi polemiche per quanto aveva detto sulle nostre reti il presidente Zaia, la protesta dell'ambasciatore cinese. Il governatore ha usato un paradosso, no? Un paradosso ma che poi corrisponde alla realtà, perché questi non sono diciamo, non sono documenti inventati, cioè ci sono scene e filmati, insomma, di animali mangiati. Il pipistrello ha trasmesso questa malattia all'uomo perché il pipistrello se lo sono
cucinato. Per no? quello E che per ci cui, dice, ci ha voglio detto dire, il virologo il 24 gennaio qui su questa rete, in tempi non sospetti, ci disse che il pipistrello è un serbatoio di coronavirus, assieme al suo amico quindi rettile. voglio dire, quando Zai ha parlato dei topi, poi si sono offesi più che altro perché ha detto l'igiene dei veneti non ha nulla a che fare con la mancanza di igiene dei cinesi, quindi i cinesi si sono sentiti offesi, ma poi il Presidente tra l'altro si è scusato. Ma c'era questa polemica? Io se fossi stato Zai non mi sarei scusata, perché era una cosa, cioè, sai cosa vuoi reale. Quando comunichi qualcosa ci sono sempre reazioni anche molto scomposte, ci sono strumentalizzazioni politiche, poi ognuno la pensa come vuole, voglio dire, ma creare proprio un caso, un polverone, piuttosto, ecco, il fatto che in Italia ci siano dei controlli molto severi, insomma, che tutte queste misure siano davvero determinanti per limitare il contagio è un dato di fatto. Dopodiché uno può dire, ma le scuole, perché chiudono le scuole e tengono i centri commerciali aperti, no? Perché chi è in cucina, nei bar o nei ristoranti non si mette la mascherina, ognuno dice la sua, no? Siamo tutti virologi, no? L'ha detto, mi pare Burioni ha detto i virologi in Italia sono 200, ma scopro che ce ne sono 60 milioni, no? Come i commissari tecnici, siamo tutti siamo tutti proprio quelli esperti. del lunedì, no? Del bar, del Golmas. No, poi Burioni comunque è uno abbastanza che ci va giù, no? Cioè non è proprio uno che ti rilassa ascoltarlo, manco la capua. Io prendo la telefonata, chiedo sempre di essere rapidi, di porre un quesito che poi adesso col virologo e il segretario, il nostro dottore, andiamo avanti anche per informarvi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Adriano, una brutta. Sono giù di voce, mi capite lo stesso? Certo. Io volevo dire, ma di che cosa andate in cerca? Ha parlato il signor Dario da Trento, quello sa tutto di tutto di più. No, io volevo soltanto dire una cosa. Io sono una categoria a rischio, però sinceramente non è che sia tanto spaventata. Le dico la sincera verità, non ci penso più di tanto, perché sennò qua non si vive neanche più. Grazie, scusate. Bene, allora grazie signore, intanto per la voce, poi il dottor vuole dare un qualche consiglio, insomma l'anni di stagione. Senta, professor Salata, abbiamo molta confusione su questo coronavirus. Intanto, sentiamo che il Comitato Scientifico Nazionale, a supporto del governo, sembra che abbia detto la chiusura delle scuole serve, non serve, poi dopo sono tornati indietro e hanno detto sì, perché siamo davanti a un fenomeno che non si era mai visto, quindi non possiamo sapere. Ma a che punto siamo? Secondo quello che capisce anche lei, siamo a un momento di contenimento? Qual è la settimana decisiva? Da quello che conosce, dai grafici, dalla sua esperienza sui virus? Perché a casa vogliono saperlo. Allora, c'è da dire che per quanto riguarda il Veneto e la Lombardia, che sono le prime zone rosse che sono state messe in quarantena, sta finendo in questi giorni, quindi l'effetto inizieremo a vederlo da adesso, nell'arco della prossima settimana, per queste aree. Il problema è che il virus sta partendo in tanti altri focolai a livello della nazione, quindi comunque bisogna iniziare a ragionare a livello di nazione per evitare che, supponiamo che adesso vengono ripetuti gli esami a Vo, sono tutti guariti, è tutto a posto, riapriamo. Ma non è che possiamo riaprire Vo e lasciare aperto tutto il resto, perché la gente si muove e quindi avremo la ripartenza di nuovi focolai infettivi. Ma la chiusura delle scuole è cioè perché i bambini possono essere magari quelli che si contaminano e che si contagiano di meno, però sono dei grandi veicoli. Dei grandi diffusori. Quindi Ma allora, i dati sui bambini sono pochissimi perché li stiamo sperimentando adesso con l'esperienza diretta, però sappiamo che per molte malattie infettive i bambini sono dei serbatoi portentosi. Anche con la semplice influenza, ci sono studi negli ultimi anni che considerano la popolazione pediatrica come il serbatoio fondamentale di amplificazione e diffusione dell'infezione nella popolazione. Perché il bambino spesso ha sintomatologie più lievi, spesso con 40 certi di febbre lì che canta e ti distrugge la casa. Spesso hanno delle cariche virali che sono più elevate e che durano per tempo più lungo rispetto all'adulto e quindi possono essere infettivi per tempi maggiori. In questo caso, non conoscendo questo virus e non avendo nessun dato sperimentale, a scopo precauzionale si cerca di bloccare un serbatoio che altrimenti avrebbe un effetto devastante. Però
Non possiamo esserne certi Però io le finché non faccio si questa faranno domanda, è uscita delle la comunicazione sperimentazioni. che mi sembra da Arezzo una maestra è finita a casa malata e gli alunni sono andati in quarantena, cioè da che è passata la chiusura delle scuole con la settimana di Carnevale eravamo al 21 di febbraio, allora non si capisce più niente perché abbiamo visto persone che si sono ammalate a 27 giorni, persone che erano presenti negli Stati Uniti ritirate dal governo statunitense da Wuhan, ritirate a fine gennaio e che si sono ammalati poi adesso, ma quanto dura questa incubazione e dei falsi tamponi negativi che poi erano in realtà persone che sono diventate positive. Allora, quanto dura questa incubazione? Allora, per quanto riguarda questo dato è difficile dirlo in maniera assoluta perché si stanno studiando adesso. I 14 giorni sono abbastanza ragionevoli. Il problema del tampone qual è? Abbiamo un virus che ha una replicazione che avviene nelle vie respiratorie. Quando si fa il tampone bisogna vedere se in quel momento il virus è presente in quantità significativa, ad esempio sulla saliva, se si fa un tampone a livello della bocca e si analizza lo sputo. Potrebbe essere che c'è un'infezione nelle fasi iniziali, il virus non è ancora presente a livello della saliva in maniera significativa, il tampone è negativo. Ma quindi non Dopo serve un po' fare di il tampone? Cioè, è utile perché non può dare la garanzia del 100%, perché noi non possiamo sapere se il virus c'è, ma in quel momento non è rilevabile nella saliva. Nessun test è perfetto al 100%. Va contestualizzato con la storia, con la storia naturale dell'infezione, che ha un comportamento che stiamo studiando adesso, che ha un comportamento generale che viene rappresentato come quello che si osserva mediamente nella popolazione, ma ogni soggetto può avere delle risposte differenziali. Allora, avete capito, quindi in biologia non ci sono dati assoluti. Dobbiamo chiamare il mago Telma, che forse con la sfera di cristallo... Bisogna applicare degli approcci 15 giorni ragionevoli. sicuri, 15 giorni sicuri. Dai dati che ci sono in letteratura arriviamo a circa 12-13 giorni, quindi dicono che 14 giorni 2 settimane. sembrerebbero rappresentare. Una domanda che riguarda il caldo, no? Il fatto che non ci siano casi per ora, almeno nei paesi arabi, a Dubai c'è un caldo. No, a Dubai ce li abbiamo portati noi, però, il direttore. Ce n'è a Dubai? Sì? No, non lo so, non mi risulta. Sì. Mi pare 7-8 case a Dubai. Sì. Ma il fatto che ce ne siano di meno, insomma, nei paesi caldi africani, è perché manca di controlli o perché il caldo uccide sto virus? E dicono che non appena dovesse arrivare il caldo qui, il virus più o meno scomparirebbe. È così, allora, è quello che ci si augura, che il caldo sfavorisca la diffusione del virus, perché ovviamente un'alta temperatura riduce la stabilità del virus nell'aria e anche riduce la diffusione delle goccioline che si emettono se un ambiente è estremamente caldo. Certo. Quindi si spera che come altri virus respiratori ci sia un impatto. Per questo, che è completamente nuovo e che ha una popolazione naiva, quindi vergine dal punto di vista immunologico, potrà avere un rallentamento, però un po' di attività potrà esserci. Voglio dire, anche d'estate, se ci mettiamo a cercarli, possiamo trovare del raffreddore, dell'influenza. Sì. Sono rari, ma ci sono. Certo. Poi riesplodono quando le condizioni sono ottimali e questo presumibilmente, o meglio, speriamo che abbia un comportamento di questo tipo. Quindi ci aspettiamo così un maggio si ridurrà, caldo. Avremo un momento di quiete, poi si vedrà con l'autunno e l'inverno come evolveranno le cose. Quindi dovrebbero preoccuparsi più i paesi del nord Europa, il Canada. In linea di massima. In linea di massima, sì. Allora, io vado in pubblicità, poi torniamo con il dottor Crisare e poi prendo la telefonata. Se avete domande secche dirette. A dopo. Eccoci qui, siamo ritornati con la diretta 049 49 06 054, mi pare che ci sia una telefonata, giusto cari colleghi? Esattamente, la prendiamo. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sì, complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere per cortesia, se una persona, visto e considerato che tante persone possono essere colpite dal coronavirus e magari non hanno avuto grosse situazioni, ecco, ed è passato. Nel corpo si sono creati degli antivirus oppure può essere recidivo nuovamente? Ok, questa è una domanda molto importante. Allora, una persona insomma, che non ha mai avuto gravi situazioni nel nulla, insomma, dovrebbe avere degli antivirali grandi come, non so, così. Invece?
No, allora sappiamo che in Cina da soggetti che sono guariti, che sono stati studiati, ve ne sono alcuni che hanno moltissimi anticorpi e infatti stanno richiamando le persone guarite per prendere gli anticorpi da queste persone e fare degli studi per trattare persone che sono ammalate. Un approccio, diciamo, che si utilizza quando non si hanno altri metodi. La cosa che andrà valutata quando la situazione sarà più calma e saranno messi a punto i saggi appropriati è vedere a livello di popolazione, sui soggetti in cui abbiamo la prova di infezione, qual è la risposta anticorpale, quanto eventualmente dura, per vedere se è una risposta che diventa protettiva oppure si possono avere reinfezioni. Vabbè, insomma, quindi diciamo che dobbiamo mantenere alte le nostre endorfine, fare in modo che il nostro sistema immunitario sia ottimista, fiero. Una cosa ce l'ha questo coronavirus, la politica ce la siamo tolta dalle scatole. Con grande gioia dei politici in particolare che ne hanno subito approfittato per rinviare il referendum del 29 magari marzo anche pure sul taglio dei parlamentari. Le elezioni regionali. Anche ma le regionali insomma si spera sul caldo. Le regionali probabilmente resteranno lì a fine maggio, salvo cataclismi, ma soprattutto il taglio dei parlamentari per ora è scongiurato e quindi sono tutti contenti. Tra l'altro lavorano un giorno alla settimana. Speriamo che facciano telelavoro, no? Ce lo dicono. Non vanno in cassa integrazione loro, non hanno. Senta, dottore, una domanda per lei per prendere la telefonata. Ci chiedono anche delle persone che sono a casa se lei ha riscontrato, i suoi colleghi hanno riscontrato un maggiore aumento di stati febbrili o polmoniti particolari, come era accaduto e come è accaduto in Germania, dove ci sono state molte polmoniti e molte febbri, molte persone che si sono ammalate più di influenza, chiamiamola così. Voi lo avete riscontrato in questa stagione o per voi l'andamento è stato regolare? L'andamento dell'influenza stagionale è stato buono, molto buono, poi soprattutto in Veneto perché c'è stata, come sempre ormai negli ultimi 10 anni, una grossa vaccinazione delle popolazioni a rischio, quindi degli ultra 65enni, dei bambini, perché sono loro il serbatoio. Sì, ma come i pipistrelli. No, ma difatti il primo picco influenzale di solito si ha durante le vacanze di Natale, cioè quando chiudono le scuole i bambini tornano a casa. No, tornano a casa, dopo che si sono spatocciati tra di loro fino alla cosa. E per cui l'influenza stagionale non ha avuto un grandissimo impatto. Là sarebbe stato veramente, sommare l'una e l'altra sarebbe stato un disastro terrificante, perché poi giustamente abbiamo la memoria corta, ma quando ero ragazzino io ricordo l'asiatica, che fu nel 68, sì, lei non era nata, io avevo 7 anni, e fu una roba, mandò a letto milioni, ma nel senso dei decine. Abbiamo avuto 11 milioni di italiani. Decine di milioni di italiani. Come diceva quel video che abbiamo visto tutto, 5.000, diceva il speaker, sono passati a miglior vita. Se lo diciamo noi adesso, sembra che... Sì, quindi voglio dire, da questo punto di vista, è cambiato anche il mondo, almeno dalla nostra osservazione delle malattie respiratorie, perché voi avete parlato prima del caldo e cose. E noi, da quando io faccio il medico di famiglia, ho visto aumentare i problemi polmonari d'estate. Ma sapete perché? Per l'uso dei condizionatori. I condizionatori che vanno a palla, filtri aria secca, filtri non puliti, e noi abbiamo bronchiti, polmoniti in estate. Non lo dica alle mamme perché poi la macchinetta dell'aerosol arriva a settembre e non se ne va più via, cioè ormai è perpetuo, anzi i produttori di cucine li invito a fare proprio l'installazione di un aerosol collegato, perché per le mamme è un po' così. Senta, io ho la telefonata, chiedo ai ragazzi della regia, ma allora una telefonata rapidissima perché poi dobbiamo chiudere. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, senta, io avrei una cosa da dire, a parte che è successo che abbiamo chiuso le stalle dopo che i buoi sono scappati. 1. Troppo lenta è stata la macchina di fermare tutto e forse a quest'ora eravamo presi meglio. 2. Chiedo al medico come mai nelle aziende dove si usano solventi, si usano che c'è fumi, si usano le mascherine per difendere
il lavoratore, non perché il lavoratore sprigiona fumo, ma per non assorbire il fumo. Quindi come mai adesso c'è questa cosa invece che le mascherine non servono a niente? Io ho qualche dubbio. Però aspetti signora, dipende che mascherina, perché se sono quelle mascherine con i filtri è una cosa. Io che nelle aziende non usano sicuramente mascherine come le usano nelle guerre chimiche. Allora, signora, le faccio dare una risposta, perché quelle mascherine, almeno io ho visto il mio medico di base, non è che aveva quella mascherina che tu vedi di tessuto leggero, aveva proprio quella col filtro, quel doppio filtro. Si chiamano FFP2 e P3 e se vuole un consiglio alla signora, se vuole trovarne qualcuna vada in ferramenta, perché queste mascherine non hanno solo una funzione contro i virus, ma anche contro altri solventi, altre robe che sono vaporizzabili nei posti di lavoro. Addirittura ce ne sono alcune col doppio filtro e cose. Ma lì il concetto è diverso, cioè nel senso che lì viene filtrato qualcosa che è respirato nell'aria e che rimane, che sono le esalazioni di solventi, cioè sono delle particelle chimiche che non è che come il coronavirus arriva a 1 metro di distanza, saturano l'ambiente e quindi basta pensare all'amianto, cioè una roba banale è l'amianto, tutta la storia sull'amianto. E le donne che lavavano le divise, che poi si sono ammalate. Esatto, perché quella roba resta, galleggia nell'aria. E si espande, mentre invece il discorso del coronavirus è che non ha la capacità di flottare per i fatti suoi, deve avere qualcosa che lo trasporta. Questo qualcosa sono le goccioline famose che abbiamo detto e il problema vero sono gli starnuti e i colpi di tosse. Dovremmo fare dentro qui, vero dottore? Sì, in qualunque lì perché non contaminare la mano, ma bisogna fermare. Bisogna mettersi qualcosa davanti perché diciamo, un colpo di tosse, la saliva che viene espulsa viaggia a 300 km/h, tanto per capirci, e ha bisogno di cose. Io faccio solo una sintesi. Io credo che il consiglio migliore che si possa dare per, come dire, essere abbastanza, è ritornare alla buona educazione, perché quando ero piccolo mi insegnavano che si tossiva e ci si doveva mettere la mano davanti, che non bisognava mettersi le dita del naso, che non bisognava stare addosso alle persone. Queste erano regole di buona convivenza civile. C'era pure di non sputare perché c'era l'ammenda soprattutto, in alcune città. Soprattutto non bisognava sputare, sì. O almeno farlo con molta discrezione. No? Io adesso non è di moda, ma io dopo 50 anni, io ancora non esco di casa se non ho il fazzoletto, perché il mio maestro delle elementari, prima di cominciare le lezioni, ti diceva fazzoletti e mani sul banco e ti controllava che avessi il fazzoletto e le unghie pulite. Poi partiva la stecca, Guardi, io ne ho prese talmente tante. Allora io devo chiudere una battuta, direttore. Io volevo salutare. Facciamo tanta buona informazione, vero? Voi anche tutti? Cerchiamo, ovviamente, con i nostri limiti, ma mi pare che ci stiamo riuscendo. Volevo salutare gli abitanti di Vo Euganeo, che sono esasperati ormai dopo tutti questi giorni in isolamento. Però stanno contribuendo anche alla scienza. Sì, contribuiscono alla scienza, stanno facendo il loro dovere. Il sindaco Martini è una persona eccezionale, però io spero che questa quarantena finisca presto. Virologo, una battuta veramente di chiusura. Contenimento, secondo lei una cosa saggia quale sarebbe? È difficile, però un'altra settimana, un'altre 2 settimane? Allora, operare con contenimento e controllo, sì, gli isolamenti, le chiusure totali, lì dipende dall'evoluzione della situazione. Cioè, quindi cosa aspettiamo? Fine aprile? È una domanda difficile, però, spero prima. I suoi andamenti, i suoi grafici? Io penso che per marzo bisognerà tenere tenere la barra dritta e ad aprile vediamo in base al risultato che abbiamo a livello nazionale. Quindi marzo, io il dottor Crisara lo devo salutare, però se andate dal dottor Crisara chiamatelo prima perché non vuole mica finire in quarantena, poi io chi chiamo? Giusto? Il problema è il problema per esempio di Vo. Chi chiama?
Allora, avete capito, perché dopo resto senza ospiti. Allora, io ringrazio davvero molto Luigi Baciali, direttore di Media Nord-Est, per essere stato con noi e perché è un combattente, io la vedo sempre lì in prima linea. Ringrazio Cristiano Salata, virologo del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, per tutto il lavoro che state facendo e per l'informazione reale e concreta, no bufale. E ringrazio davvero il dottor Domenico Crisara, segretario della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Padova, giusto? Detto giusto? Altre cose, sì. Ecco, e anche altre cose. E per essere stato con noi, noi torniamo come sempre domani. Grazie per averci chiamato e speriamo di avervi informati. A domani.